contentissimo di essere qui con voi per fare una piccola chiacchierata, poi sarà abbastanza limitata perché credo che questa sera si debba innanzitutto esprimere e presentare Fabio, ammesso che ce ne sia bisogno, perché Fabio è sicuramente una delle colonne del nostro movimento, è una delle persone che più ha dato al movimento, e quindi sono contento che questa sera si sia tutti insieme per cercare di combattere una battaglia per riuscire a farlo diventare consigliere regionale, ammesso che le elezioni ci siano, che da queste elezioni debba uscire una Lega molto rafforzata, una Lega che possa alzare la voce, una Lega che possa presentare, per esempio nella nostra regione, una squadra di amministratori seri, capaci, efficienti, efficaci, che sono stati anche amministratori locali, perché vedete, una delle cose che dico io è che molti dei nostri governanti hanno iniziato a giocare subito in Serie A, per cui non sanno qual è la situazione dei campi di periferia, dove ci si fa magari male, si danno dei pedatoni, ma si impara a stare al mondo. Io dico che prima bisogna iniziare dai campi di periferia, poi salire tutte le serie e poi magari arrivare in Serie A. Qualcuno dei nostri governanti o qualcuna delle nostre governanti forse i campi di periferia non li hanno neanche visti, oltre a non averli calcati. Ecco perché credo invece che in regione ci debba andare gente che di campi di periferia ne ha fatto una bella scorpacciata, che ha amministrato il comune di Varese da anni in maniera seria. Vedete, adesso vi dico qualche parola su Fabio, ma non voglio dire delle banalità, perché le banalità le sanno dire tutte. Dire che è bravo è fuori di dubbio, dire che è serio è fuori di dubbio, dire che è preparato è fuori di dubbio. Vi dico due cose che sono un po' diverse. La prima è che mi fa sempre arrabbiare, perché quando lui arriva in giunta ne sa sempre una più del professore, e se quando lo si cerca di mettere in difficoltà, si fa qualche domanda, lui sa già dare la risposta. Questo per dire che nella sua serietà, quando affronta un problema, lo affronta veramente fino in fondo. E poi ha un'altra grandissima dote che credo si debba sottolineare, che in questo mondo nel quale forse si fa anche politica più per apparire che non per essere, Fabio è uno che ha dimostrato di essere legato in maniera inscindibile alla Lega, ha dimostrato di essere legato ai valori che la Lega propugna. Voi lo sapete, magari non si deve dire, ma Fabio ha avuto un momento in cui magari è stato un po' in contrasto con certi vertici della Lega. Beh, tanti altri avrebbero sbattuto la porta e se ne sarebbero magari andati. Lui invece ha avuto il coraggio di rimanere in un angolino, di continuare a fare il militante, magari di prendersi un po' di palate di quella roba che mi prendo anche io quotidianamente, ma che sono sicuramente utili per rinforzarsi, e al momento opportuno ha ricominciato ad amministrare, ha ricominciato a svolgere il suo ruolo anche da protagonista, ma senza mai per un attimo solo pensare di tradire la Lega. Beh, credo che questa sia forse l'unica cosa o la più importante per dire che tutti quanti dovete votare per il Fabio, dovete cercare di fare votare tutti i vostri amici, conoscenti, parenti, tutte le persone che conoscete, perché credo che di persone come il Fabio ce ne siano poche nella Lega, ma ce ne siano ancora meno nella politica italiana.